Sono le 6 del mattino quando in via del Fante a Spresiano arrivano i carabinieri del nucleo investigativo per effettuare un sopralluogo lì dove lo scarico del canale della Vittoria sbocca nel Piave e dove si presume che il corpo di Anica Panfile sia stato trasportato dalla corrente nel fiume dopo essere stato gettato dal ponticello lungo la strada. Qui una pattuglia dell'Arma ha piantonato la zona tutta la notte dopo il parziale svuotamento del canale per attenuare la spinta dell'acqua e rendere più visibile il fondale. Circa 45 minuti poi le auto ripercorrono a ritroso il sentiero lungo il canale per lasciare posto di lì a qualche ora ai sommozzatori dei vigili del fuoco chiamati a scandagliare il Piave fino al punto in cui il corpo è stato ritrovato. Ricerche certosine fino a mezzogiorno e dal fondale sono riemersi una felpa grigia, delle chiavi, un accendino e un paio di occhiali, oggetti con tutta probabilità appartenenti alla giovane mamma trovata morta il 21 maggio. Nessuna traccia del telefono, ma gli inquirenti, anche senza l'apparecchio, stanno ricostruendo il traffico telefonico e messaggistico della donna, esclusa però la chat di WhatsApp a cui non è possibile risalire. Ad assistere all'ispezione del fiume illegale a cui si è affidato Luigino De Biasi, compagno di Anica, l'avvocato Fabio Amadio. È tutto interesse del signor De Biasi che le cose vengano alla luce e si scopra veramente quello che è successo. Lui in questo momento è nella situazione dell'uomo che ha perso la moglie, la compagna nel suo caso, e che non sa cosa sia successo. E questo qui per lui è una cosa terrificante. Con l'incognita della sorte dei 4 figlioletti di Anica. Per quanto so io dovrebbe essere stato nominato un procuratore speciale per i bambini. Il signor De Biasi è veramente interessato ad avere i bambini con sé. Non so se il padre li voglia portare via o meno, mi sembrerebbe una cosa abbastanza logica che un padre volesse tenere con sé i figli se li avesse avuti sempre con sé. In questo caso non lo so, dovrà decidere il tribunale. Gli inquirenti non confermano né smentiscono la notizia del filmato delle telecamere di videosorveglianza di Arcade che mostrerebbe la 31enne salire su un'utilitaria scura il giorno della sua scomparsa, ma dal quale non si riuscirebbe a leggere la targa della vettura. Procedono gli esami del DNA sui vestiti della donna e sotto le sue unghie. Quanto alla vasta ferita che il viso presenta nella zona occipitale sinistra, Anica non l'avrebbe rimediata cadendo o sbattendo contro qualcosa, ma sarebbe stata causata da un colpo inferto con un oggetto piatto non tagliente che rimane da individuare.